cos'è la biodinamica, perché le genti non sanno i principi che noi usiamo, di cui uno, ben chiaro, è che l'ente terra, l'organismo di terra, sta morendo e ci vuole una cultura agricola che rivivifica l'organismo della terra, no? Questo è il punto, perché senza l'umanità non ha il suolo per camminare domani e noi siamo in un momento molto importante che riguarda il futuro. Cos'è il suolo con cui camminiamo? Ce l'avremo o no? Ce l'avremo o no? Capito? Se vuoi è una domanda esistenziale per l'umanità oggi. Poi ci sono dei principi che portano più profondo. Perché tu dici che questo sia il momento cruciale? È un po' già passato e noi siamo in un momento, se vuoi, di crisi nel mondo agricolo, giustamente è la crisi che ci dà la spinta di rispondere in un modo più sano, però noi agricoltori abbiamo bisogno di un'apertura politica per chiarire gli elementi più importanti, no? Che poi è la volontà politica che porta avanti il paese. Immagini se Italia si trasformava in bio tutto il paese in 4 anni, non mancava lavoro, non mancava economia. Risaniamo il paese e risaniamo la nostra economia. Sono una mossa politica, però. No? E dal punto di vista di quello di cui ti occupi tu, quindi il lato esoterico o comunque il significato esoterico di questo periodo e di quello che sono le figure dei produttori, l'importanza del loro lavoro e quindi appunto di una visione, all'interno di una visione tra virgolette propositiva per il nostro futuro? Cioè, è possibile fare rete, trovi conforto con gli altri produttori quando parli di determinate cose? Mi hai appena detto che ti hanno chiamato come punto di riferimento. Sì, abbiamo tutti questi pensieri, questi concetti, no? Però devo dire che fino a questo momento non c'è mai stata un'apertura sincera per... Ma questo perché si ha paura forse? No, perché il nostro mondo politico è stato una vergogna fino adesso. Per noi un movimento, più che gruppo politico, ma il Movimento 5 Stelle, stanno provando di inserire nella nostra cultura ugualmente come noi agricoltori, stiamo facendo lo stesso lavoro e noi dobbiamo venirci insieme con questo impulso per il futuro, no? L'impulso di guardare l'individuo, no? L'impulso morale che è sparito negli ultimi 30 anni grazie a Berlusconi e tutti gli altri, no? Nessuno ne ha fiducia in nessuno oggi, perché la nostra politica ci ha tradito ovunque. Però ci siamo noi, siamo voi 5 Stelle, che vogliamo vivere come esseri umani e dare un futuro al paese. Ma è incredibile che uno deve andare in ginocchio per dare un futuro al suo paese, no? Grazie. Prego.